Atina ha 18 anni, viene da Udine. Di cosa ti occupi, Atina? Scusa? Cosa fai nella vita? Studio, Che tecnico dei servizi sociali. Servizi sociali. La tua parola chiave è Cina. Cina, mi ricorda il viaggio in Cina un anno fa che la mia scuola mi ha dato la possibilità di partecipare. È stata una bellissima esperienza, il mio primo viaggio, che a me piace molto viaggiare. Cosa ti ha colpito della Cina? È una vita diversa dalla nostra, un'esperienza, una cultura diversa, il cibo diverso. Cibo? Insomma, sì. Che cosa ti è capitato di mangiare di particolare? Ho assaggiato il serpente. Serpente? Sì. Cioè, perché cosa non potevi prendere un'altra cosa? La prima sera non volevo assaggiarlo, però ho detto non posso tornare in Italia senza avere assaggiato una specialità. Come si fa? Le alternative quali erano? Riso, riso. Sì. E poi c'era anche il cane e il gatto. Sì, però non l'ho assaggiato. Quelli non l'ha Sono assaggiati. animalista. Quelli non l'ha assaggiati. Tu parli in dialetto carnico. Sì. Fai sentire? Buonasera a tutti. Un bacio a Ovaro. Musica. .005. Atina, chi c'è qua i tuoi genitori ci sono? Dove sono? Lassù. Lassù. Buonasera. Vuole salutare la figlia? Ciao Ati, anche se sorridi sei bellissima. Manda un Grazie. bacio anche a tua sorella. Un bacio a Linda, la più bella. Si era dimenticata della sorella. Andiamo da Jessie.